Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Oggi c'è con noi Valentina. Ciao Valentina! Ciao a tutti. Allora, Valentina, che voi avete già conosciuto in un altro nostro incontro, è una delle organizzatrici del 7° raduno nazionale di scuolagire che noi facciamo ogni anno per presentare alle persone curiose della nuova pedagogia gli operatori che la mettono in atto, insomma, che la rendono viva. E Valentina, col suo team, con Sara, con Martina, hanno una realtà meravigliosa e ci ospiteranno ad Assisi. Valentina, raccontaci un po', prima di parlare del raduno, come è nata la vostra realtà e così che chi insomma non vi conosce può apprezzare l'enorme lavoro che voi avete fatto. Sì, diciamo questa realtà è partita da me e da Sara, quindi da un incontro, e questo incontro è stato, diciamo, un incontro proprio di anima, e quindi ci siamo ritrovate, e quindi non solo trovate, ma anche ritrovate, cioè l'una nell'altra. Questo, insomma, ce lo diciamo sempre, non è così consueto, ecco, ritrovarsi tra anime, in un momento che era appunto molto complesso, cioè il momento appunto delle costrizioni pandemiche. Quindi Ma con ostacoli, diciamo su ostacoli, diciamo. ostacoli grandissimi, sì. Lei viveva in montagna, io vivevo in pianura, nella parte di Assisi, e una persona ci ha messo in contatto. Quando ci siamo trovate, ci siamo appunto ritrovate in una visione, e tutte e due avevamo un sogno e ce l'avevamo da tanto tempo. Questo sogno era quello di creare una possibilità pedagogica nella natura. Lei è una persona appunto che vive tra le montagne d'Assisi, quindi comunque proprio respira la natura a 360 gradi, e aveva già creato una piccola realtà boschiva quando le due figlie più grandi erano piccoline, quindi 10 anni prima. Io invece venivo, diciamo, da una situazione in quel momento, diciamo, un po', se vogliamo, di sicurezza, ecco, in una scuolina, che però tenevo bene a bada, cioè capivo benissimo che era una sicurezza passeggera, ma scalpitavo, e nello stesso tempo venivo da un teatro che mi aveva sempre messo a contatto con la natura. Oltre a tutto quello che, insomma, chiaramente ci riportiamo, no, dall'infanzia con la natura, eccetera, però era proprio un cammino esperienziale. In più venivo da 5 anni di Germania, e quindi avevo già potuto assaggiare quelle che erano delle pedagogie legate appunto, no, ai giardini, ai bellissimi giardini d'infanzia. Quindi ci siamo proprio trovate, volevamo fare quello. E in quel momento io facevo la babysitter ad un bambino e lei ad un'altra bambina, quindi ci siamo unite e abbiamo cominciato a cercare, perlustrare tutti i posti di Assisi, fino a che in questo posto meraviglioso siamo state proprio accolte. Che Ci abbiamo bello. messo un anno, tanto tempo, e siamo state accolte prima nel poter giocare con questi bambini all'interno del parco di un campeggio, che però ha, diciamo, incomodato d'uso un pezzo di parco naturale del Subasio. E quindi questa cosa, insomma, ci ha entusiasmato. La signora Federica ci ha proprio accolto e ha detto: ok, possiamo restare, e abbiamo cominciato questo cammino. E poco dopo avevamo già, diciamo, attraverso un'altra persona contattato la realtà di Scuolagire, e quando ci siamo guardate negli occhi abbiamo detto: dobbiamo assolutamente fare tutte questo percorso. Sentivamo proprio potentemente il bisogno di fare questo percorso, avevamo ascoltato, insomma, Adele parlare di questo percorso delle nuove pedagogie, soprattutto proprio legato al pensiamo con la nostra testa, capiamo, comprendiamo, quindi impariamo, possiamo assorbire, no, le grandi pedagogie, ma
dobbiamo trovare delle soluzioni che sono legate alle nostre esperienze, alla realtà del momento e quindi ai bisogni dei bambini di questo momento e della contemporaneità. E E, quindi per e- noi è e- stato... e io vorrei dire una cosa prima che poi ci dirai anche com'è stata l'esperienza. Guarda, tu hai detto, ci abbiamo messo un anno come se fosse tanto tempo. In realtà, uno dei nostri pedagogisti, diciamo, del nostro percorso, ti cito uno a caso, Fröbel, ha Ecco, impiegato 13 anni per fare il suo primo kindergarten. Quindi un anno non è tanto tempo. No, io lo dico soprattutto per le persone che ci ascoltano e dicono cavolo, un anno, guardate che un anno è domani, cioè è niente per un progetto così grande come quello che hanno realizzato Sara e Valentina. ed è Valentina, assolutamente, assolutamente vero e tu ci hai detto una cosa verissima. In realtà questo progetto nasce da tanti anni prima ed è proprio così, cioè ci siamo proprio resi conto di quanto abbiamo atteso, aspettato, studiato, guardato, fatto esperienze per arrivare a questa cosa qui, che se penso a 10 anni prima non avrei proprio saputo dove, come muovermi, no? ma Quindi, certo, eh, è un atto di volontà. Se a Saggioli ci dice che ci vogliono 8 step, ma non dico uno step all'anno, però insomma ci vuole un periodo, cioè è un po' come una gestazione, cioè se un bambino ci vogliono 9 mesi, figurati una scuola, insomma ci vuole tempo, ci vuole preparazione, ci vuole esperienza, insomma tante robe. Ok, dopo che avete fatto il percorso di scuola gire, qual è stato l'effetto? l'effetto è stato immediato. Allora, è Com- stato immediato perché, diciamo, condividevamo e quindi condividevamo con il gruppo attraverso proprio lo strumento di Scuola Agire, quindi con un gruppo più grande, però anche tra noi, no? Quindi come gruppo, quindi eravamo io, Sara e anche Martina, che è una ragazza di 25 anni, che in quel momento arrivò veramente come un dono. E grazie a Scuola Agire la prima cosa che abbiamo capito, cioè che ci siamo, diciamo, rese consapevoli di questo, è stato il fatto di sì, ok, noi abbiamo una nostra volontà molto forte, però c'è una volontà superiore. E quindi l'uovo di Assaggioli ci ha aperto proprio questa dimensione che uno sentiva, però l'uovo di Assaggioli diciamo che ci ha proprio aperto e quindi ci siamo proprio resi conto che eravamo anche mosse, cioè non ci siamo solo noi in mezzo a tutto questo, no? Ci sono le famiglie, i genitori, il proprietario, l'assisi, il posto, il territorio, tante cose, la montagna, il bosco, perché anche loro sono realmente proprio delle componenti fondamentali e addirittura siamo state molto felici di essere ospitate da questo campeggio. Cioè la dimensione di essere ospiti nella natura, di essere ospiti di quegli alberi è qualcosa che noi portiamo dentro continuamente ed è qualcosa che si è acceso immediatamente nel percorso di Scuola Agire e che poi ha proseguito, diciamo. Ha proseguito in quale modo? In riflessioni costanti, cioè una sorta di studio e di riflessione, studio e riflessione tra noi, quindi concertazioni e dimensioni, comprendere, agire, non agire, fare meno, avere tante idee e pulire queste idee. Tutto questo, cioè, è dato da questo percorso. Altrimenti sì, cioè, ci sentivamo che eravamo in linea, però eravamo un po' scoppiettanti. E invece siamo state e questa cosa si è aperta. Ognuna di noi poi l'ha evoluta a modo suo, quindi sempre con questa meravigliosa concezione di Scuola Agire, che io lo devo dire e lo sottolineo sempre, cioè la libertà dell'azione di ognuno di noi e anche, diciamo, proprio questo traguardo, no, di creazione dei propri pensieri, a cui si dà vita. E quindi un gruppo che sì, si muove insieme, però ognuna con le sue diversità.
Cioè, questo è la cosa più bella che ci portiamo dietro e quindi continuiamo a studiare perché insomma ci sembra opportuno studiare e applicare però, no? Quindi fare la pratica, stare nella pratica. Abbiamo bambini che vanno dai 2 ai 6 anni, quindi anche la pratica corporea per noi è fondamentale. Come possiamo comprendere ciò che agisce nel bambino se non lo agiamo in noi, insomma. Quindi come possiamo ampliare i sensi del bambino se noi non li ampliamo in noi? Quindi è tutto diciamo così, un motore, no? Che torna, ritorna, diciamo un po' all'infinito, forse possiamo dire a 8. Ecco, mi verrebbe da dire questo. Allora, Quindi poi prima di parlare nel dettaglio del programma che abbiamo organizzato per domenica 23 giugno ore 16, volevo invece annunciare o cogliere l'occasione per dire che tu sei all'interno di un grande gruppo di lavoro, che è quello della Libera Università, insomma, delle nostre edizioni, degli approfondimenti che facciamo, e stiamo lavorando a un grande progetto. Ne vuoi parlare un po' tu, ma proprio così per dare un anticipo di quello che poi realizzeremo entro l'estate? certo, sì, stiamo diciamo collaborando in una scrittura collettiva che è un impegno bellissimo, è un impegno veramente di una restituzione al mondo, ecco, possiamo dire, che come sempre appunto riesce a, diciamo, proprio avere una grande cura rispetto a ciò che ognuno sente. Quindi una scrittura collettiva in dinamismo, in movimento, che non si ferma mai, che non vuole fermare nulla, che non vuole, diciamo, codificare, ma che vuole comunque andare a mettere l'accento su delle importanti visioni, ecco, che ci conducono, ecco, fondamentalmente che ci conducono. Quindi un bellissimo manuale sta avvenendo di nuova pedagogia. Ecco, ecco, diciamo anche le motivazioni, noi lo stiamo scrivendo perché sono un paio di anni che riceviamo sollecitazioni da educatori, insegnanti, genitori, homeschooler e anche editori che ci dicono ma con tutte queste scuole parentali, con tutta questa aumento vertiginoso di realtà alternative, non c'è un manuale. Allora noi abbiamo detto, beh, abbiamo 10 anni di esperienza, sarà il caso di, vedi quando ti dico il tempo, cioè le cose arrivano quando sei pronto probabilmente. E quindi siamo circa 50 persone coinvolte in questo mega progetto. Il titolo è Il manuale di nuova pedagogia, sottotitolo per coloro che ancora credono che gli asini possano volare. Perché noi abbiamo sempre questo cliché, no, del bambino che va male a scuola, che è un asino, che quindi è destinato a stare dietro la lavagna, eccetera, eccetera. Noi invece crediamo che quando un bambino che ha delle difficoltà viene messo in un ambiente accogliente, in un ambiente umano, ecco, io vorrei usare proprio questo termine, quel bambino comincia a volare. Quindi gli asini praticamente nella nuova pedagogia non esistono, esistono solo se vogliamo angeli, se proprio vogliamo fare Già. un paragone. Va bene, allora grazie del contributo che anche tu stai dando a quest'opera che direi piuttosto innovativa nel suo genere. Parliamo un attimo di come abbiamo nel dettaglio, insomma, un pochino strutturato questo pomeriggio, serata insieme. Beh, sicuramente partiremo dallo stare insieme, dal poter vivere degli scambi, no? Di quelle che sono le nostre testimonianze, no? Dell'applicazione, della pratica, ma anche della teoria, insomma, perché abbiamo la possibilità e l'onore di avere Adele con noi fisicamente e quindi insomma, io veramente invito tutte le persone che fanno parte di questo percorso ad esserci
perché può essere soltanto che splendido, potersi veramente scambiare delle energie anche fisicamente, perché insomma il corpo fisico lo teniamo e quindi insomma ecco, è bellissimo poter fare questo. E quindi sicuramente avremo la possibilità di ascoltare, no, anche le storie, le testimonianze di tanti di noi che hanno praticato all'interno di Scuola Agile, ma che hanno anche poi creato. Questo credo che sia il punto trasformativo più importante di un percorso come quello di A Scuola Agile, cioè per tutti è nato qualcos'altro. Poi magari è un percorso personale, alcuni è un percorso familiare, alcuni invece hanno proprio creato delle realtà. Quindi questo scambio credo che sia stupendo. E poi avremo un ospite, insomma, meraviglioso. Un altro ospite oltre ad Ele, che è veramente insomma un onore poter accogliere, che è Maria Castronovo. Certo, infatti abbiamo invitato Maria proprio per dare un'anteprima nazionale dello spettacolo che faremo poi in giro per l'Italia, che è La Ribelle Commedia, che è appunto scritta dalla compagnia poetica, da un'idea di Maria e mia, e che praticamente ci dà una lettura divergente della Divina Commedia adesso proprio che la vogliono togliere dalle scuole pubbliche, quindi proprio cade a fagiolo, direi. A fagiolo. Va Esatto, bene. anche perché diciamo va proprio a stimolare quello che è il pensiero divergente, no? Ma soprattutto ridona la possibilità, diciamo, di essere teatro, no? Quindi di risvegliare le coscienze, perché Sì. sennò a che ci sta a fare? E il teatro evolutivo che poi fa parte del percorso di Scuola Agile. Diciamo che per partecipare basta inviare una mail a info-nuovapedagogia.it, che troverete anche in descrizione qui nel video, e che per lo spettacolo chiediamo una piccola donazione per compensare insomma le spese di viaggio, queste cose qui. Quindi è tutto assolutamente sotto forma di dono, perché noi crediamo molto in questa cosa. Bene, il primo dono l'abbiamo avuto da Piedibosco, che ci ha ospitato e che dire, aspettiamo che ci verrete a trovare e che vi conosciamo dal vivo, così dal vivo è anche secondo me c'è quella parte dell'energia, no? Perché uno in video può dire qualsiasi cosa, ma quando poi le persone si guardano negli occhi, si abbracciano, parlano, secondo me c'è tutta un'altra, cioè, possono anche distanziarci, e chiediamoci il perché, però poi quando le persone stanno insieme sviluppano delle energie molto potenti ed è quello che faremo noi domenica 23 giugno. Allora, Grazie. grazie a te, grazie a voi per aver ospitato il 7° raduno nazionale di Scuola Agile, proprio per incontrare le persone che vogliono conoscerci, e ci vediamo domenica 24. Va bene? Ad Assisi. Domenica 23, 2024. Domenica 23 2024, Eh già, sicuramente. eh Questo già. si sa, con l'Alzheimer che comincia a correre, ma noi corriamo appresso, gli corriamo appresso. D'accordo, un bacione Valentina. Grazie, un bacione a te Adele. E un Grazie. saluto dal cuore per tutti i nostri follower. Arrivederci alla prossima chiacchierata.